Si è concluso Venezia la Terra 2023, siamo davvero molto felici e orgogliosi della proposta che abbiamo saputo dare ai nostri cittadini, ai nostri concittadini e comunque a chi ha voluto seguirci in questo mese di eventi. Un ringraziamento particolare va a Giovanni Florio che ha saputo creare, come del resto tutti gli altri anni, una rassegna culturale variegata, molto interessante e sicuramente di grande spessore. Sono molto lieto anche quest'anno di essere qui per una collaborazione che vede coinvolto il gruppo di ricerca da me diretto, Risk Republics on the Stage of Kings, che è un progetto appunto dell'Unione Europea finanziato dallo European Research Council, un'iniziativa molto importante perché ci permette di portare il lavoro specialistico condotto nelle aule universitarie e nel campo della ricerca a contatto con il territorio e da questo punto di vista credo davvero che si tratti di una collaborazione virtuosa resa possibile dai 10 comuni coinvolti quest'anno, dalle istituzioni del territorio e dal patrocinio scientifico del Dipartimento dell'Università di Padova. Banca delle Terre Venete oggi ha un piano aziendale che è quello di far sì che il territorio sia valorizzato, il territorio possa crescere, possa creare anche le condizioni per un futuro migliore per le nuove generazioni, ma anche per questo stakeholders importantissimo che è l'ambiente. E su questo fronte noi stiamo lavorando molto. Riteniamo come banche di credito cooperativo che fare e dare valore alle eccellenze del territorio sia un nostro dovere, proprio perché essere attenti al proprio territorio vuol dire creare anche condizioni per chi lo abita e soprattutto per i giovani che vivono in questo territorio, perché possono essere orgogliosi di partecipare a queste bellezze. Gli eventi che ci hanno accompagnato in questo mese sono stati molto interessanti e molto partecipati. La presenza di un numeroso pubblico ci dà infatti il coraggio di continuare in questa nostra avventura, di questo nostro viaggio attraverso la storia e attraverso le bellezze del nostro territorio. Un territorio che è ricco di opere d'arte, che è ricco di paesaggi, ma che è ricco anche e soprattutto di storia e noi lo stiamo mettendo in evidenza grazie a questo festival.